Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati nel post partita di Torino-Napoli. Siamo all'87esimo, il Napoli sta perdendo 1-0. Migliore in campo Simeone, che sperava se vi ricordate nel video dei pronostici, nel video dei risultati, sperava non ci faceva gol, ci ha fatto gol, e l'ha messo pur riserva. Quindi ha fatto la più grande scimità che esista, perché si sapeva che quando Simeone sta in un'altra squadra che non è il Napoli e sfida il Napoli, segna, si sa, ama fa. De Bruyne passa, vediamo questi altri 2 minuti più recupero. Entrati Elmas, Ambrosino, Lang, che nella conferenza stampa, se vi ricordate, di Antonio Conte fatta ieri. Intanto il Torino sta attaccando, ha detto Conte, Torino cross, un attimo solo, ok. Se vi ricordate ha detto che Lang avrà le sue possibilità. E punizione, come avete sentito, del Torino a quasi il limite dell'area, saranno 3, 4, 5 metri. Um, In pratica ha detto che dava un po' più spazio sia in campionato al Nolang e lo sta dando, l'avrà cambiato al 70esimo, 73esimo, sarà entrato. Intanto i tifosi del, del Torino che esultano, deluso, sono veramente deluso, aiuta questa partita perché dai, aiuta, chi se l'aspettava contro lo Torino, di cui il Napoli nelle ultime 4 partite ha vinto 4 volte. Intanto il Torino sta pure per segnare all'89esimo e 46 di messa laterale per il Napoli. Intanto 5 minuti di recupero per il Napoli, scusate, per la partita. Entrambe le squadre hanno completato i cambi, 5 cambi a testa. Il Napoli che prova ad attaccare, si spera in un gol, oppure in 2 gol, però è una cosa che inaspettata, va giù. Però va giù, dopo questa partita Antonio Conte è esonerato, voglio l'esonero, perché ancora Garzia queste partite le vinceva, contro il Torino, le ha vinte le partite, no? Soffriva così, con un modo che non è quello del Napoli, almeno Garzia sapeva fare molto, però cioè, tu fai un campionato intero l'anno scorso con il 4-3-3, te ne esci fino all'inizio del campionato con il 4-1-4-1, ma che modulo è il 4-1-4-1 per il gioco del Napoli? Ma non abbiamo i giocatori, non abbiamo gli attaccanti, perché il Napoli è abituato o con il 4-3-3 o il 3-5-2 o il 5-3-2 o il 4-4-2. Il Napoli deve avere minimo 2 attaccanti, se no non. Per giocare con un centrocampo a 4, il Napoli deve avere per un minimo 2 attaccanti, oppure un attaccante che si può adattare al 4-1-4-1, come Holland, che l'abbiamo visto. Intanto, oh, mamma mia, capate, visto, lo bombo. Guarda Spinazzolo, va giù, perché se lo vorrei far vedere, ma non posso, però. Va giù, è uno spettacolo, però è stato pagato, mamma mia, va giù, sangue inguaiato, va giù. Cioè è andato a tirare un terzino, va giù, un terzino è andato a tirare e non un attaccante, o un altro. Ditemi voi perché, cioè non lo so. Il Napoli che sta continuando ad attaccare con De Bruyne, ma sarà inutile secondo me. Ma io intanto guarda, mi sono fatto fare pure la barba per i baffetti, me ne sono lasciati solo quelli, mi sono lasciati. Poi tutta la barba, il resto della barba però vabbè. Non c'entra niente con il video, però. Ah giusto, comunque ritornando al video, Spinazzola, no, c'è che questo, Elmas che la passa a Bergama, Politano, cerca del cross, ma anche il tiro,
Che gol, no, che gol, Noah Lang, gol all'esordio, si toglie la maglietta, Noah Lang, no, Lang al 93esimo minuto, il Napoli segna e pareggia questa partita, guardate Lang, ora cerco di farvi vedere, vai giù, guarda, vai giù, sta, è Noah, ecco, Noah, vai giù, eccolo Lang, oi. Eccolo, si è tolto la maglietta, vai giù, gli ho fatto vedere questa parte, vai giù, mamma mia, che golato si è fatto chissà. Cioè sul tiro di Elmas, ribattuta, no, ma, vai giù, qualcosa. Vai giù. Abbiamo una forbice, vai giù. Ho mangiato, è un spettacolo, vai giù. Mamma mia, che gol. Vai giù, guardate, guardate il parato, ecco il gol, vai giù. Bellissimo. Mamma mia, dopo il cross di Politano, era mezzo liscio. Aiu stava vedendo se il gol è valido. Aiu è fuori gioco di... No, vabbè, Aiu è fuori gioco di Lang. No, vabbè, Aiu, sono dispiaciuto, mamma mia, Aiu, non è fuori gioco quello. Aiu, cosa assurda, Aiu, mamma mia. Ma se incominciamo, vabbè. Tra poco è finito, Aiu. Mamma mia, stiamo proprio... Cioè, non lo so, aiù, non lo so, no, io non lo so, aiù. Mamma fa, aiù, mamma mia. No. Aiù, faccio d'angolo per il Torino, mamma mia, sto dispiaciuto, mamma mia, aiù, mamma mia. Aiù, intanto la partita è quasi finita, aiù, Zapata che è entrato, mamma mia, aiù. Partita quasi finita, siamo al 96esimo, mamma mia, aiù, mamma mia. Aiù, la partita è quasi finita, manca qualche secondo. È finita, aiù. Vai giù, vai giù, vai giù, stiamo proprio inguaiando, vai giù. Cioè, ci hanno annullato il gol, vai giù. Che poi sono andato a rivedere il gol che era a metà in fuorigioco, mamma mia, vai giù, mamma mia. Azioni che non abbiamo manco fatto con la portavuta, mamma mia. Io sono dispiaciuto, vai giù. Non mi riprendo più, vai giù. Antonio Conte esonerato, vai giù. Comunque, il Napoli deve lottare. Aiù. Quest'anno ci aspetta un campionato difficile. Aiù. Mamma mia, aiù. Mamma mia, sto sudato. Mamma mia, Conte deve essere esonerato. Conte, ti prego, o vieni esonerato. O vieni esonerato tu. Domani o vieni esonerato. Oppure tu devi cambiare. Ma devi cambiare modulo. Ritorna al 4-3-3, modulo della 24-25, ti prego. Conte, ti vogliamo bene, dai. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi tutti al canale, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti, qua sotto nei commenti, che pensate di questa partita di Serie A che il Napoli ha perso. Ora ma spera solo nella sconfitta della Roma, va giù, tutti contro la Roma, va giù, mamma mia, va giù.